Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, dovrò soltanto limitarmi, ma lo faccio con molto piacere, a darvi il benvenuto e a dire la soddisfazione nostra per il fatto di avere potuto noi direttamente pubblicare questo volume che credo sia di importanza straordinaria. È stato un lavoro lungo, molto curato. Voi avrete già visto forse, o comunque vedrete, quanti sono i saggi di carattere storico-artistico, culturale e anche di carattere tecnico per quello che riguarda le modalità del restauro. Un restauro complicatissimo, un restauro che è durato 3 anni, forse 3 anni abbondanti, se ricordo bene, e che poi ha avuto questo seguito nella raccolta di tutto quello che nel corso dei lavori era stato prodotto per la conoscenza di questa straordinaria reliquia, straordinaria opera d'arte. Quindi io non posso altro che dire il mio compiacimento per essere stato partecipe di questa avventura fin dai primi momenti e un compiacimento ancora maggiore per essere stati noi come Istituto Veneto ad aver avuto l'onore e l'onere di pubblicare questo volume. Comunque questa, diciamo, introduzione ai lavori, più che da parte mia, deve essere fatta da chi davvero è stato un po' il perno di tutto il lavoro, che pregherei di prendere il mio posto. Bene. Grazie. Sì, naturalmente, come potete capire, il perno non sono stata io, ma è Valeria Poletto che è qui, ma io rappresento l'Istituto, le Gallerie dell'Accademia, che come sviluppo della Scuola Grande della Carità conserva dal 1463 questo straordinario manufatto. E quindi c'è una continuità di evoluzione storica che ci ha portato a questo importante momento. Sarò un pochino più lunga del presidente Gherardo Ortalli, che ringrazio del generoso supporto, della condivisione e dell'ospitalità oggi, per dire che ogni tanto ad un conservatore del patrimonio, sia esso un soprintendente, un direttore di museo, arriva un professore universitario e propone qualche impresa folle. A Verona mi capitò con Gino Fornaciari che mi propose di aprire la tomba di Can Grande della Scala, cosa che è capitata anche a colleghi fiorentini che si sono occupati delle sepolture medicee, e invece qui è capitato un professore, il professor Schreiner, che per verificare l'esattezza di una trascrizione settecentesca ha chiesto di smontare questo manufatto. E in quel caso il conservatore ha davanti a sé un bivio: o questa ricerca verrà respinta, oppure farà un enorme flop, oppure, e quindi rischierà la sua reputazione, oppure, come in questo caso, abbracciando la sfida della ricerca e supportandola con tutti i mezzi, otterrà dei risultati straordinari. Noi oggi, come è in questo caso, noi oggi vogliamo dire che al centro anche dei musei resi autonomi ci deve essere la ricerca, ovviamente la cura, la conservazione delle opere, dei materiali, ma la ricerca naturalmente da fare insieme con l'università, naturalmente con un taglio più interdisciplinare, come si diceva una volta quando ero giovane, possibile. Questo è un esempio assolutamente virtuoso e di cui credo che dobbiamo tutti compiacerci, ringraziare chi ha curato la ricerca, gli autori e tutti gli operatori che vi hanno contribuito e i relatori che hanno accettato molto gentilmente il nostro invito di oggi.
Sono tanti i sostegni al progetto, a partire dall'Istituto Veneto, al Centro Tedesco di Studi Veneziani, all'Istituto Ellenico di Studi Bizantini, ovviamente all'Opificio delle Pietre Dure, alla Fondazione Henkel e alla Banca Intesa San Paolo. Questa presentazione avviene, mi fa piacere che sia qui oggi Marino Zorzi, a distanza di un giorno dalla apertura delle manifestazioni del 550° anniversario della donazione del cardinale Bessarione alla Biblioteca Marciana, che è avvenuta allora evidentemente 5 anni dopo la donazione della Stauroteca alla Scuola Grande della Carità. Quindi questi due momenti importanti di omaggio e di ricordo di questa figura essenziale per la cultura veneziana, il tramite tra il mondo bizantino e il mondo veneziano, si celebrano a breve distanza. Quindi grazie a tutti, grazie anche ai soprintendenti che mi hanno preceduti. Sono passati 10 anni e 4 soprintendenti, da Giovanna Nepi Scirè a Caterina Bonvalsassina, Anna Maria Spiazzi e Giovanna Damiani, ma per fortuna Matteo Ceriana, che è qui anche con noi oggi, ha condotto la parte più delicata di queste operazioni, che poi sono state per le gallerie dell'Accademia portate avanti dalla dottoressa Poletto. Grazie a tutti, è per noi un momento veramente importante, 10 anni di ricerca e di lavoro che oggi suggellate con la vostra lettura e con la vostra presenza. Grazie. Cominciamo con questo video? Perché abbiamo una piccola sorpresa, il video che è stato, che è stato fatto al smontaggio, al momento dello smontaggio della Stauroteca in fine novembre 10, se non mi sbaglio. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo video soltanto a mezzogiorno, io non sapevo nulla dell'esistenza e ci siamo messi d'accordo. Sì, il primo. Il momento decisivo, no? Tirare fuori la croce. C'è l'iscrizione o no? Finito? No, non lo so. Ricomincia. Sì. Ricomincia. Sì, dobbiamo bloccarlo, altrimenti lo vedremo 10 volte durante questa presentazione.
però ripeto, per me è stato un momento di grande emozione, che sono riuscito e che tutti questi soldi che abbiamo già spese non erano proprio per alla fine far niente. Va bene, allora do subito la parola, passiamo adesso al libro stesso, al volume Stauroteca, do la parola alla professoressa Carpinato, nota a tutti qui a Venezia da 20 anni, alla Ca' Foscari come professoressa di filologia neogreca e da poco anche responsabile della terza missione alla Ca' Foscari, e forse per il pubblico veneziano e per Venezia stesso ancora molto più importante che è vicepresidente dell'Ateneo Veneto. Le do la parola. Adesso io leggerò, cercherò anche di interrompermi e di essere un po' più sciolta, però l'emozione è molto forte, quindi siccome è un testo scritto, per adesso comincio così, poi mi farò magari prendere meno dall'emozione del momento. Desidero innanzitutto ringraziare il professor Schreiner per avermi proposto di essere qui stasera al tavolo per la presentazione del volume recentemente edito. Ed è per me un onore speciale e un grande piacere. Già infatti una mattina del 2010, all'apertura della Stavroteca, mi aveva fatto un bel regalo, permettendomi di assistere personalmente alle operazioni in vista degli studi e dei restauri programmati sull'importante oggetto artistico, notevole per il suo ruolo nell'ambito del culto e della fede cristiana, ma forse anche e soprattutto per la sua storia e la sua portata ideologica. Il prezioso manufatto era collocato su un tavolo, come abbiamo potuto vedere, ma non sapevo che avremmo visto il video. Ricordo come un paziente in attesa di un intervento. E poi fu aperto con perizia chirurgica dai restauratori della Sovrintendenza Speciale per il Polo Museale della città di Venezia e dell'opificio di Pietre Dure a Firenze, fotografato, filmato in tutte le sue parti. Poi partì per essere restaurato nei laboratori dell'opificio. Permettetemi prima di iniziare anche un altro ricordo personale. Un quarto di secolo fa, prima di arrivare qui a Venezia, avevo conosciuto il professor Schreiner nel lontanissimo 1993 a Colonia, quando avevo usufruito di una delle prime borse Erasmus, che forse è il progetto politico più importante, lo dico apposta politico, non educativo, politico più importante dell'Unione Europea. Da allora ci siamo incontrati più volte in questi miei 20 anni veneziani e da allora abbiamo capito come il tempo e lo spazio sono relativi e soprattutto il tempo e lo spazio hanno assunto negli ultimi decenni una dimensione nuova e inesistente fino a qualche tempo fa. Contatti, incontri, parole, progetti, produzione intellettuale hanno assunto una diversa forma, virtuale, istantanea in alcuni casi, facilmente accessibile sullo schermo dei nostri computer. La qualità delle relazioni interpersonali e quella della ricerca scientifica, però, necessitano ancora oggi, nonostante tutte le innovazioni tecnologiche, un contatto diretto e autoptico. Anche Bessarione e i suoi contemporanei, i suoi amici e nemici veneziani, greci, bolognesi, romani, stabilivano contatti duraturi, rapporti che sono durati una vita e che ancora oggi ci permettono di studiare la qualità delle relazioni interpersonali, la storia delle loro comunicazioni, i passaggi, i viaggi che si compivano. Ma cosa resterà delle nostre mail? Cosa resterà delle nostre immagini digitali? Cosa resterà dei tanti like, dei tanti segnalini con il pollice all'insù accanto alle notizie che vengono postate sui social network? Non lo so, se ne occuperanno gli umanisti di domani, i nuovi filologi del web. Nella nuova stagione multimediale sempre connessa con il resto del mondo, nell'epoca in cui viviamo, il libro che stasera presentiamo potrebbe quindi sembrare un po' démodé. E invece devo subito dirvi che è perfettamente integrato nella stagione dei primi decenni del terzo millennio. Non si tratta infatti di un repertorio di contributi scientifici sul prezioso manufatto della Stavroteca di Bessarione,
che abbiamo potuto visionare e rivedere direttamente poco fa alcuni di noi, grazie alla visita guidata che la dottoressa Poletto ha organizzato in occasione dell'odierna presentazione del libro. Ma è un documento a più voci, polifonico, corale, all'interno del quale ogni articolo, seppur indipendente dall'altro, acquista un valore specifico proprio perché integrato all'interno di un progetto unico, di un progetto dalle molteplici sfaccettature che sta alla base dell'edizione che oggi presentiamo. Il volume, a cura di Holger Klein, Valeria Poletto e Peter Schreiner, riporta infatti, come registra anche il colofone, 20 relazioni presentate alla Giornata internazionale di studio sulla Stavroteca svoltasi nel 2013 qui a Venezia. Manca, per volontà dell'illustre e compianto studioso Gianfranco Fiaccodori, scomparso a soli 56 anni nel 2015, l'intervento sui reliquari della croce preservati a Venezia che egli aveva presentato in occasione dell'incontro. Non era riuscito a revisionare il testo e non ha voluto lasciare ai posteri qualcosa di non completo. È un volume incentrato su un atto di generosità e di volontà politica, di un passaggio di testimone. Bessarione, infatti, volle consegnare alla Scuola Grande di Santa Maria della Carità la Stavroteca che abbiamo visto poco fa, un oggetto prezioso, scampato alla caduta di Costantinopoli, che contiene frammenti della croce e della tunica di Cristo e una croce dorata con scene dipinte su tavola, studiate e analizzate da Nano Kazidaki. Un oggetto tramite il quale Bessarione volle sancire, nella sua ottica, una precisa volontà, un preciso programma, o forse soltanto un sogno di continuità. Venezia, erede della seconda Roma. A Venezia, infatti, Bessarione consegna quanto ha di più caro: i suoi libri, cioè il patrimonio di parole e pensieri della civiltà greco e latina e cristiana, e il simbolo concreto della fede che era di altissimo valore per i fedeli dell'epoca. Venezia è destinata così a custodire la cultura classica e la fede cristiana, erede e testimone di quanto più prezioso potesse esistere nell'ottica di Bessarione, ma anche nell'ottica di molti della sua epoca e dell'epoca successiva. E nella scuola l'oggetto rimase venerato e adorato almeno fino all'epoca napoleonica, in cui la scuola venne soppressa e il reliquiario venduto. Dal 1821 fino alla fine dell'impero asburgico si trovava a Vienna, nel Palazzo Imperiale. Poi la Stavroteca ritornò nella sala dell'albergo della Scuola della Carità, oggi Galleria dell'Accademia. E il saggio della dottoressa Poletto mette bene in luce, in evidenza, tutte le fasi della dispersione del patrimonio della scuola e del recupero dell'oggetto. La mia sintesi non riesce a rendere il fascino della ricostruzione di tutti questi passaggi e quindi è necessario assolutamente servirsi del libro. Io farò soltanto una carrellata d'insieme. I lavori eseguiti e la completa diagnostica effettuata consentono oggi di presentare i dati reperiti attraverso un confronto fra specialisti di diversi ambiti scientifici, che hanno esaminato non solo il contesto di lavorazione e di culto in ambito orientale, ma anche la storia dell'oggetto e i suoi percorsi, nonché il rapporto che Bessarione ebbe con la Serenissima e in particolare con la Scuola della Carità, cui fu donata in particolare nel saggio di Anna Pizzati. La datazione dell'oggetto, la sua provenienza, l'attribuzione delle singole componenti sono state oggetto di discussione da parte degli specialisti e in questo volume abbiamo raccolte le voci più autorevoli nei vari settori, dal campo della tecnica del restauro, dell'ornamentazione, dell'epigrafia, dell'iconografia, dell'orificeria, della storia dell'arte minore, soprattutto per esempio della storia delle montature quattrocentesche nel saggio di Marco Collaretta, della storia dell'epoca bizantina e rinascimentale, dell'archivistica. Ma al di là dell'essere un volume collettaneo di atti, come dicevo prima, il volume oggi disponibile rappresenta uno sforzo collettivo e dinamico di un lavoro d'équipe compiuto da una squadra affiatata per focalizzare l'attenzione su uno dei più interessanti e studiati oggetti conservati presso le gallerie dell'Accademia. Dalle ricerche contenute nel libro non si estrapolano però solo informazioni sul manufatto sacro e sulle sue caratteristiche, né sulle tecniche di restauro necessarie per preservarlo, ripulirlo dalle incrostazioni del tempo. Dal volume invece viene fuori una mole di informazioni, di notizie storiche, letterarie, filologiche, religiose, chimiche, decorative, geografiche, sociali e soprattutto emergono uomini e donne che sono stati a vario titolo e in varie epoche a contatto con questo oggetto, con la Stavroteca di Bessarione.
Come in un affresco complesso, al centro del quale il rilievo si staglia la croce e il suo possessore, si ergono non solo personalità di primo piano sulla scena politica e religiosa della seconda metà del XV secolo, non solo Bessarione e la sua cerchia, ma si individuano anche personaggi più antichi, di circa un secolo, come Irene Paleologhina e Gregorio Palamas, la principessa bizantina e il suo padre spirituale, che ebbero tra le mani la preziosa croce e poi, prima che questa arrivasse nelle mani del cardinale Bessarione. E accanto ai personaggi storici, un insieme, un mugolo di figure minori, o sarebbero rimaste minori come Giovan Battista Schioppa l'Alba, che a questo punto non è più un minore, che nel XVIII secolo stilò un resoconto puntuale del restauro al quale fu sottoposto la Stavoroteca, oppure come l'abate Celotti, il quale agli inizi del XIX secolo si distinse, come scrive acutamente la dottoressa Poletto, nel suo intervento sulla dispersione per le vorticose compravendite di manufatti artistici, tra virgolette. E accanto a Venezia e a Costantinopoli, accanto al quale si svolgono le vicende di questo oggetto, narrate dai vari studiosi provenienti da diverse parti del mondo, ci sono anche una serie di altri luoghi che si ritagliano uno spazio. Per esempio Vienna e Roma, solo per ricordare due capitali. E poi ci sono centri più piccoli presso i quali si trovano oggetti, persone, dipinti che hanno stabilito e stabiliscono un diretto colloquio per la comprensione complessiva dei viaggi e dei percorsi compiuti da questo oggetto straordinario, che dopo aver avuto una dimensione privata e sacra, dopo aver svolto un ruolo pubblico e ideologico, dopo aver viaggiato per motivi religiosi e politici, si è fermato a poche centinaia di metri da noi. E possiamo posarci sopra gli occhi, e i nostri occhi vedono qualcosa che da centinaia di anni, centinaia di occhi, hanno visto, venerato, ammirato. Ma ritorniamo al volume prima di concludere brevemente. Esso è costituito da due sezioni, distinte e indipendenti. Un'introduzione, dalla quale si comprende perfettamente la volontà di collaborazione interdisciplinare e di dialogo tra le diverse competenze, al fine di realizzare un prodotto unitario sulla storia, il restauro, la fruizione e la dimensione artistica. E si potranno leggere anche notizie che gli non specialisti altrimenti non avrebbero avuto il modo di conoscere, relative a storie specifiche sul studio di materiali, tecniche di restauro, eccetera, eccetera. Ogni saggio, pur nella sua specificità, si integra all'interno di un progetto d'insieme, non dà nulla per scontato, ponendosi come strumento di conoscenza e di approfondimento del sapere, parlando all'altro specialista, cioè ogni specialista non parla con lo specialista del suo settore. Questo è un valore aggiunto dell'intero volume. Abituati come siamo a passare da un link a un altro, grazie alle connessioni virtuali che la realtà digitale oggi ci permette, la Stavoroteca appare come un oggetto che apre molte conoscenze su molti livelli, artistico, religioso, storico, ma anche scienze e tecniche dei restauri necessari per il legno, i tessuti, i metalli. Con gli occhi puntati sulle raffinate filigrane riportate anche sulla copertina del volume e sui simboli del sacro, siamo spinti indietro nel tempo di Bessarione e anche nei luoghi che ancora oggi, nonostante le molteplici trasformazioni, continuano a racchiudere frammenti di un passato che con impegno e passione siamo tenuti a decodificare e conoscere nel presente per poterlo trasmettere nel futuro. Grazie. Ringrazio di questa vista generale sul volume e do subito la parola al dottor Lauritsen. Dottor Lauritsen, nonostante il suo nome, è qui sul palcoscenico l'unico veneziano. Dottor Lauritsen ha studiato filologia classica all'Università di Londra e Oxford. Scusi, grande differenza. All'Università di Oxford e poi continuato i suoi studi alla Columbia University ed oggi è di nuovo un impegno molto veneziano, direi curatore alla Scuola Grande di San Marco.
di professione 100% bizantinista, questo vorrei ripetere e sottolineare come essendo stesso bizantinista ci dà una sua impressione sempre personale del volume e del valore di questo volume. Prego. La ringrazio molto, professor Schreiner, anche per l'invito. Sono molto onorato di poter parlare qui e presentare questo bellissimo volume. Ovviamente il mio scopo alla fine è promuovere questo volume. Spero che ognuno di voi porterà a casa una copia almeno. È molto importante, credo, specialmente nell'ambito della bizantinistica, ma forse anche in altri argomenti, avere un volume che ha un focus molto molto chiaro, è ben focalizzato. L'argomento è la Stauroteca di Bessarione, che vuol dire che tutti i saggi si occupano di un solo oggetto. Ogni saggio presenta dei punti di vista diversi, alcuni sono bizantinisti, altri sono più scienziati nell'ambito dell'analisi dei materiali, altri sono venetologi, non so come si direbbe, venezianisti, però questo dimostra uno dei problemi della Stauroteca, perché in realtà l'interesse originario della Stauroteca era la croce in sé, e non tanto la croce d'oro quanto i frammenti della vera croce all'interno. E forse questo risultava l'importanza sia a Costantinopoli che a Venezia. La processione verso la scuola, verso la scuola grande della carità era dovuta al fatto che erano frammenti della vera croce. Questa è la cosa più importante. Non credo che i veneziani fossero molto preoccupati sulla datazione corretta dell'oggetto, anche se si fidavano di Bessarione, probabilmente, è quello che gli diceva. E questo porta a un secondo problema, che è legato al nome anche del volume stesso, la Stauroteca di Bessarione. Questo nome ci permette di individuare immediatamente cos'è l'oggetto, che in realtà non è questo oggetto qui che vedete, ma è quello con la teca anche, cioè l'insieme, che Bessarione dona alla Scuola Grande della Carità, appunto, nel 1463. Questo gli dà il nome, però pone un problema per i bizantinisti. Credo che sia un problema molto serio, che è la questione del ruolo culturale anche di Bessarione, cosa questo significhi. Se lo mettiamo in relazione alla persona che ha portato questa Stauroteca da Costantinopoli, che è Gregorio III Mammaso o Melissenoso, non si sa bene, il deposto patriarca di Costantinopoli, 1443-1450, fu deposto nel 50 e poi nel 51 si reca a Roma. Uno dei motivi era che Gregorio III era considerato molto filo occidentale, che nella data del 50 era una cosa negativa. Quando lui arriva in Italia trova un circolo di persone che la pensavano come lui, tra cui c'era anche Bessarione, che forse era uno dei principali. La croce, in altre parole, entra in Italia in questo contesto. Perciò, quando diciamo la Stauroteca di Bessarione, automaticamente pensiamo a un contesto dove un certo tipo di cultura bizantina si trasferisce in Italia e porta anche un oggetto di questo tipo. Questo trasferimento è ben studiato anche in questo volume, anche la questione della vita di questa Stauroteca successiva anche nel Settecento fino all'apertura e le analisi proprio del 2010 in poi. Però rimane questa questione importante che appunto vedendo dall'ottica di un bizantinista c'è questa questione del filo occidentalismo del Bessarione, del circolo che porta a questa croce.
Qui diventa fondamentale la questione della datazione della croce stessa, perché un modo per risolvere questo nodo culturale, che per alcuni studiosi è un problema, è la proposta che ha dato Schreiner, il professor Schreiner, proprio in questo volume. E se volete vedere la soluzione, lui la argomenta, però si può vedere a pagina 106. Lui propone addirittura che la croce, cioè questa parte centrale senza la stauroteca, è del febbraio del 1354. Comunque sta avvenendo un periodo del 1347-1354, quando era possibile che il Gregorio Pneumaticos dell'iscrizione e l'Irene Paleoloiena siano da identificare con la nipote di Michele IX e Gregorio Palamas. Questo non solo ci permette di pensare a due persone che hanno un nome abbastanza comune a Bisanzio, Irene e Gregorio, ma ci permette di dare un contesto molto chiaro. In alcuni di questi articoli c'è scritto che questa datazione permette di datare altre opere d'arte. Questo è il problema. Altre opere d'arte che hanno stesse tecniche. La tecnica della filigrana, per esempio, che è problematica, come si è accennato, e qui forse un dettaglio forse insignificante, però si va avanti a furia di note a pie pagina. Se non mi sbaglio, i bizantini hanno smesso di coniare le monete d'oro nel 1367, perché non riuscivano più a trovare l'oro, molto banalmente. Perciò è possibile che un oggetto di questa qualità derivi da un'oreficeria che è in pieno sviluppo. Questo è ovviamente un'argomentazione minore a favore della proposta di Schreiner, del professor Schreiner, però è molto importante. Lì si vede anche l'articolo di Yannick Durand del Louvre, che appunto si occupa della parte bizantina del Louvre, se non mi sbaglio, e che lui appunto dice che è molto importante l'analisi proprio delle filigrane dell'oro. Per tornare indietro alla questione del Bessarione, che rimane centrale per noi qui a Venezia, bisogna pensare che Bessarione, dopo il 1438, più o meno non torna più a casa. E questa è una cosa molto particolare. C'erano altri emigrati bizantini che però sono partiti più tardi. Lui decide di rimanere abbastanza presto in Italia e decide di rimanere, fare una carriera lì e curiosamente quando arriva Gregorio III Mamas, Bessarione in realtà è a Bologna dal 1450 al 1455, ed è lì anche che sente della caduta di Costantinopoli, che avviene 2 anni dopo l'arrivo di questa reliquia in Italia. Appunto, questo direi che è il contesto soprattutto storico della stauroteca, però vorrei dire che la cosa principale è che quando una reliquia aveva una provenienza bizantina, questo aveva un qualcosa di grande valore. Bisogna pensare che la vera croce, per chi credeva, era stata scoperta dalla madre di Costantino. Perciò i bizantini pensavano di sapere dov'era la vera croce, almeno nel IV secolo, e nel VII secolo, dopo varie vicende, pensavano di averla definitivamente trovata e di riportata a Costantinopoli. Perciò, quando Gregorio III Mamas arriva con la reliquia della vera croce da Costantinopoli, era logico supporre che quei frammenti erano stati in mani bizantine almeno da 700 anni e probabilmente da 1000. Questa è la cosa che non bisogna dimenticare, che le reliquie dei santi spesso hanno un periodo di silenzio nelle fonti, diciamo,
che succede anche a Costantinopoli, però si suppone che le reliquie non si spostano, soprattutto quando sono quelle legate alla passione di Gesù, perché erano custodite e facevano parte del cerimoniale della corte imperiale della Chiesa bizantina. Perciò questo in realtà è il valore della stauroteca in sé, è il fatto che ha frammenti della vera croce. Questo non significa che i bizantini avessero una fede illimitata verso le reliquie. Posso dare un esempio: c'è una bellissima, divertentissima poesia di Cristoforo Mitilineo dell'XI secolo, che la 114 credo, che dice che se si ricomponessero tutti gli arti dei santi, ci sono molti santi che avrebbero 5 braccia o 4 gambe o delle cose, perciò anche i bizantini erano consci di un traffico e di un mercato di reliquie di santi. Anche la croce sarebbe alta. Sì, però uno sproposito, no? Una selva. sì, esattamente. Perciò i bizantini erano consci di questa questione, pur essendo anche credenti. È possibile, è probabile che Cristoforo Mitilineo stesso fosse molto credente. Comunque il fatto che la vera croce fosse portata in frammenti in questa stauroteca da Costantinopoli all'Italia spiega anche il motivo per cui Gregorio III, il deposto patriarca di Costantinopoli, fu ricevuto immediatamente da Papa Niccolò V, perciò ebbe una ricezione di altissimo livello quasi immediatamente. Ho dato un po' il contesto storico. Per l'analisi dell'oggetto stesso vi prego di rivolgervi al volume stesso, che apre molte questioni, ne risolve molte, però ne apre molte di questioni tecniche, da tecnica della creazione dell'oggetto, però è importante che ci sia uno studio di questo tipo sulla stauroteca, perché come i cavalli di San Marco, questi sono oggetti che sono unici e hanno un problema di fonti che descrivano esattamente quando sono stati create, anche se per noi è ovvio che sono dei capolavori, spesso non sappiamo datarli e non sappiamo metterli in un contesto. Anche per questo credo che la proposta di Schreiner sia molto utile, quella di dare una data concreta per effettuare delle analisi anche storiografiche successive. Grazie. Grazie per questo quadro, diciamo, bizantino, come deve fare da parte di un bizantinista, però la stauroteca naturalmente è in prima linea, oltre è stato oggetto di venerazione, così è nata, non dimentichiamo, però è diventato nel corso degli anni, soprattutto quando è stato trasportato la prima volta a Vienna, è diventato come si dice oggi nella ricerca attuale, un artefatto. Scusate questa, se uso per un tale oggetto venerabile, artefatto, ma io alludo un po' alla definizione e agli espressioni degli storici dell'arte. Non so se il nostro storico dell'arte è d'accordo se chiamiamo la stauroteca un artefatto, no, anche artefatto. L'italiano è più manufatto. In inglese è un artifact, no? Allora va bene, artefatto, manufatto forse non è la stessa cosa, ma si intende la stessa cosa. Sì.
perciò adesso... industriale. Sì. In questa maniera naturalmente sono state fatte anche le ricerche, la radiografia, una stauroteca, un oggetto di venerazione, non si fa una radiografia, ma di un manufatto si fa una radiografia. E così do adesso la parola al specialista dell'arte, chi in prima linea è competente di valutare questo libro. Andrea De Marchi è professore ordinario di storia dell'arte medievale all'Università di Firenze, ha fatto anche, come lo leggo qui, per un anno l'esperienza di un ispettore in soprintendenza a un posto tra i più belli in mondo, a Pisa. Mi lo risparmio qui naturalmente di leggere tutto questo elenco di pubblicazioni e le do subito la parola. Allora, grazie al professor Peter Schreiner. Direi grazie anche per tutta questa impresa, mi sembra di capire, che è stato un po' il motore primo scatenante di questa vicenda, sotto più profili esemplare, perché come dire, c'è quei casi in cui il lavoro conservativo, il lavoro di restauro è anche un'occasione conoscitiva portentosa, anzi in questo caso più che un'emergenza conservativa era proprio l'interesse erudito di Schreiner di andare a verificare questa iscrizione, e poi alla fine mi sembra Scopre l'alba è uscito grandioso, insomma era comunque anche queste incisioni che erano state fatte erano molto precise, però si parla ecco di una ricognizione che era stata fatta nel 1765, 2 anni dopo esce il libro di Schioppa l'alba e per più di 2 secoli nessuno aveva potuto vederli, verificarli, e quindi c'era ecco questo primo motore, da cui ecco è nata ecco tutta una vicenda. E vorrei ricordare e ringraziare poi in particolare Matteo Ceriana, che era allora direttore della Galleria dell'Accademia, Valeria Poletto, perché anch'io andai a vederlo in laboratorio e fu senz'altro un'occasione straordinaria. Anche il volume ecco, porta i segni di questa polifonia di competenze, e questi 20 interventi davvero costruiscono un discorso molto vario e articolato. Per un oggetto che, come dire, è un precipitato, un condensato di vicende quasi vertiginose, e devo dire il saggio di Marino Zorzi in chiusura, nel suo racconto riproposto, insomma, della vicenda umana e a sfondo politico del cardinale niceno, ci fa capire anche i frangenti drammatici, la situazione di violenti e contrasti e incognite sul futuro stesso, insomma, ma non solo della parte bizantina e Costantinopoli che è caduta in mano al turco, ma dell'intera Europa, e quindi anche queste scelte del Bessarione che si muove tra Bologna, Roma, Venezia, e poi alla fine decide che Venezia è la strategia dove lasciare questi oggetti che sono una sfida per il futuro, che devono caricarsi di una pregnanza, di una simbologia straordinaria. Venezia, voglio dire, rigurgitava di reliquie, però la stauroteca del Bessarione, con la confezione anche che viene fatta tra il 72 e il 74, la solenne processione nel 72, come viene rievocata da San Marco, messa solenne, il ponte di barche per arrivare alla Carità, ecco, insomma fa capire, e è chiaro che poi bisogna avere un po' sullo sfondo la consapevolezza di cos'era questa scuola grande di Santa Maria della Carità, che conosce nel 400 il suo momento forse di maggior splendore, in un rapporto anche lì dialettico, anche conflittuale, ma alla fine
come anche da questi conflitti era potenziato il prestigio del luogo con i canonici regolari, che voleva dire l'ordine più aristocratico, più intellettuale, più scelto, che conviveva, ecco, in maniera un po' a tratti anche drammatica con i confratelli della scuola. Tra l'altro sullo sfondo di questo oggetto c'è tutta la vicenda della scuola e dei canonici alla metà del 400. Io davvero approfitto anche di questa occasione per perorare a Paola Marini, ma a tutti voi, insomma, cioè ci vorrebbe una pubblicazione grandiosa, adeguata, di tipo polifonico su Santa Maria della Carità, perché negli ultimi tempi sono stati studi anche molto importanti, ricordo Paola Modesti, ricordo la Rosella Lauber, però c'è un materiale archivistico imponente e l'esigenza, non dico di un'edizione integrale, ma come dire, di una pubblicazione che renda conto anche oggi con delle restituzioni virtuali, dei tentativi che si possono fare, no? Si dice rendering, insomma, delle restituzioni virtuali di quello che era tutto il sistema del coro alto, dei canonici che stavano su questo coro per distinguere, questo era proprio un ordine elitario assolutamente, e tutti gli spazi annessi e connessi a lato della scuola, dal capitolo all'albergo. È vero, tante cose non le possiamo ricostruire, però i muri un po' sono quelli, è vero che Giovanni D'Alemagna e Antonio Vivarini stava lì dove ora c'è la scala e la porta, e delle restituzioni virtuali si potrebbero fare, sarebbero anche, io credo, molto suggestive, e è chiaro che questo oggetto è poi al centro di tutte queste vicende. Non posso, ecco, non ricordare, però scusate, procedo un po' con ordine, ecco, scusandomi subito del fatto che io non commenterò tutti i saggi, chiedo venia ai tanti autori, preferisco, ecco, presentarvi un po' delle riflessioni che sono per me scaturite dalla lettura di questo volume, scaturite in uno storico dell'arte che non è un bizantinista, tengo a precisare, però quando ci si avvicina a oggetti di questo genere, un po' di frontiera, ecco, e poi come vedremo anche ibridi, perché non tutto è bizantino, l'impugnatura è occidentale e comunque coesiste, no? Convive con un prodotto bizantino tardo che poi, come si è chiarito, è duplice, perché abbiamo la croce e la teca, la stauroteca, che sono chiaramente i due momenti diversi. Devo dire, tutta la precisione storica di Schreiner è benvenuta, perché anche da non bizantinista è evidente l'eccellenza suprema della croce a paragone della teca, delle pitture, che onestamente già parlano di un momento molto declinante dell'arte paleologa. Insomma, quindi ci sono due momenti che in questo modo, ecco, emergono molto bene. Dicevo, ecco, io non sono un bizantinista, però quando si affrontano oggetti del genere, più che mai sarebbe opportuno il dialogo tra le discipline e i punti di vista, perché altrimenti siamo in una terra di nessuno, che i bizantinisti ritengono di dominio degli occidentali e viceversa, e invece è proprio dal connubio inestricabile che poi possono scaturire alcune osservazioni che anche vorrei un po' proporvi. Osservazioni che vertono su quello che per me è uno dei temi metodologici più importanti della storia dell'arte oggi, che è il rapporto tra la forma e la funzione, dove però anche la forma va capita e compresa in dialettica interazione con la funzione. E lì andiamo nel vivo proprio di cosa ne fa il Bessarione e di cosa ne fanno i veneziani, perché l'impugnatura non è banale. L'impugnatura, il lavoro di argento sbalzato, parzialmente dorato, è qualcosa che rilegge l'oggetto. E questo è uno dei punti qualificanti. Una delle precisazioni mi sembra che emerge anche molto bene da questo volume, nel saggio di Collareta, è proprio la rivendicazione a una manifattura romana e non veneziana dell'impugnatura, che vuol dire quindi non già nel momento del donativo, che è effettivo
solo nel 72, ma probabilmente in un momento precedente e, secondo quello che vorrei suggerire, a Roma comunque al tempo di Paolo II, dopo il 64. Allora è un oggetto, questo, stratificato, in cui convivono quindi direi 4 livelli fondamentali. Allora, i 2 paleologhi, che è la croce dorata, con questo lavoro di filigrana vertiginoso, stupendo, montata a sua volta nella teca, che trasforma la croce in una stauroteca, che poi non è solo una stauroteca, perché ci sono anche le 2 reliquie della tunica purpurea di Cristo, no? 2 capselline della croce, 2 frammenti della croce e 2 sotto della tunica. Il montaggio è un montaggio, sì, che testimoniano un'epoca molto tarda, ibrida dell'arte bizantina e paleologa, perché è un ciclo tutto della passione, centrato in questa maniera su 7 episodi della passione, e non è nella tradizione bizantina, che ha al centro il Dodecaorton, le grandi feste, e dove, che so, la trasfigurazione è molto più importante della crocifissione, e cicli del genere testimoniano un momento in cui la civiltà paleologa bizantina si occidentalizza di fatto. Non lo dà vedere, perché poi difende strenuamente un'alterità stilistica, però se andiamo sui temi iconografici, sulle narrazioni, sui cicli, è un mondo bizantino che si sta ibridando fortemente, e lì andiamo nel vivo delle dispute dilanianti ancora al tempo del concilio tra unionisti e non unionisti, cioè dietro a queste dispute, che sono strategiche, sono politiche, vediamo anche le vicende dell'arte paleologa in un periodo che forse non è tra i più amati dagli storici dell'arte, anche dai bizantinisti, devo dire. Quando fosse un evento importante, la seconda mostra del Metropolitan Faith and Power, perché era tutta sull'arte paleologa, che normalmente, come dire, per i bizantinisti è come studiare la seconda categoria, no? In qualche modo, rispetto all'arte macedone, comnena, insomma, i periodi dorati. Allora, 2 momenti bizantini e sottolineo 2 momenti occidentali. Questo è molto importante, perché il donativo viene fatto, come sapete, nel 63, ma il Bessarione, che aveva ricevuto nel 59 a Roma da Gregorio III Morente, no? Questa stauroteca, la vuole tenere per sé. La cederà pochi mesi prima di morire, nel 72, e allora c'è tutto il confezionamento veneziano, che è un altro momento ancora. Allora, chiarire che l'impugnatura, la base, risale però al Bessarione romano, negli anni del Papa veneziano di Paolo II, e in questo caso, ecco, il parallelo che poi va fatto è quello con il montaggio del reliquiario di Montalto Marche, quello che Pietro Barbo ancora da cardinale si procura dall'eredità di Lionello d'Este, e invece ben distinto, ecco, quello che avviene al momento dell'arrivo a Venezia. E lì parliamo di qualcosa però che è perduto e che c'è attestato in parte dal dipinto che qua vedete di Jacopo Bellini da National Gallery. E devo dire qui, per me è davvero doloroso, ecco, il fatto che l'Accademia non sia riuscita ad avere questo dipinto, perché insomma, la dispersione del patrimonio fa parte, ecco, di una vicenda anche che è storia della cultura, da più di 2 secoli, che so, ora al Metropolitan Museum dal 16 gennaio è esposta una croce strepitosa, una crocifissione strepitosa di Stefano da Verona, un inedito di Stefano da Verona, ma va bene, voglio dire, sì, ci sarebbe piaciuto a Castelvecchio, però condividiamo col mondo la nostra cultura. Nel caso della coperta della stauroteca, però è un caso davvero particolarissimo, è un caso, come dire, site specific, cioè lì davvero è un oggetto, no? che parla lì, che è fatto, cioè onestamente è uno di quei casi in cui lo Stato italiano doveva attrezzarsi, insomma, a livello anche diplomatico, cioè era fondamentale averlo accanto, anche perché lo ricordo a tutti, nel libro è ben documentato nel saggio della Caroline Campbell, questa è lo sportello della teca. Sul retro
ci sono gli incavi delle tre traverse legate alle cerniere e le 2 serrature. Le misure, adesso qui non faccio il tempo a prendere a leggere, ma è perfetto, c'ha 5 cm in più per parte. È l'armadio che è documentato fin da Sansovino, insomma, che conteneva, in cui normalmente era riposto con questo sportello che si apriva, questo è chiarissimo, ci sono le 3 incavi per le ranghette, per le cerniere, quindi come dire è la pala feriale, no? È la pala feriale. E poi, come dire, il nascondimento è doppio perché ovviamente ora in questa immagine vedete la croce e le reliquie a vista, normalmente la situazione era un'altra, no? Era, vabbè, lo conoscete, questa poi lo vediamo dopo, semmai con la grande crocifissione di Pintal. Allora, oltre a questo, oltre alla teca, che tra l'altro, e questo dipinto di Gentile Bellini, con 2 confratelli. Allora lì c'è anche questa discussione interessante, perché uno deve essere il guardian grande del momento, che è Andrea della Sega, l'altro si dice che sia Ulisse degli Aleotti. Io su questo ho un po' di perplessità. È vero che è un personaggio coltissimo, straordinario, amico del Bessarione, che era guardian grande nel momento invece del donativo. Io però ho un po' di perplessità. Intanto se, come dire, in primo piano deve essere il guardian grande del momento, quello dietro è decisamente più giovane. Io non credo che Ulisse degli Aleotti avesse quell'età. Oltretutto è tagliato, cioè una figura che si vede un po' la bocca, il naso, no? Un po' degli occhi. Secondo me è categoriale, non è un vero ritratto, è pars pro toto, cioè si fa vedere che era la scuola con una serie di confratelli, ma il vero ritratto è l'altro. E in quel momento, 72-74, dovrebbe essere il ritratto di Andrea della Sega. Che naturalmente è bello anche questo fatto gerarchico, perché per quanto Gentile Bellini poi un po' riduca in termini quasi bidimensionali, però è chiarissimo che il Cardinal Niceno è davanti, poi c'è la Staroteca e dietro stanno, no? Quelli che hanno ricevuto in custodia questo oggetto così prezioso. È stato anche commentato, non ricordo più da chi, che stanno guardando in alto perché vedono l'iscrizione dedicatoria del Cardinal di Cenol. Allora, nel dipinto di Gentile Bellini, che tra l'altro è straordinario, qui lo vedete a confronto, perché come dice, c'è una tensione documentaria proprio, alla fine ci fa apparire quest'opera forse anche più vissuta e vetusta di quanto forse in effetti non era. Qui c'è questo problema poi delle dorature che sono state riprese in epoche successive, però nel dipinto di Gentile Bellini ha questo aspetto sofferto quasi per aurorare ancora di più un'antichità di una teca che invece non era così antica. Potrebbe esserci un'intenzionalità di questo genere di Gentile Bellini. Però al netto, ecco, di alcune semplificazioni è talmente preciso che su questa base si è poi capito che sono stati rimontati, vedete, sia i 2 vetri sia soprattutto ecco, le 2 teche stesse, ecco, in rapporto poi nella parte alta, no, lo vedete, è chiaro le proporzioni non sono rispettate da Gentile Bellini, non è come dire un geometra, però ha un'intenzione documentaria. Questo per dire che poi anche tutta la parte dell'impugnatura è importante perché ha anche un piede sotto, no? Un piede a capitello rovesciato che presuppone il collegamento con la lettiera, la portantina. E qui mi rifaccio al saggio di Anna Pizzati che riporta questi pagamenti nell'aprile del 74 per far fare un pavimento di taglio dorato alla nostra Croce Santissima. E che immagino insieme sia la portantina in cui nell'occasione delle processioni viene montato, e questo presuppone anche questo piede, che quindi non è detto che, non ce l'abbiamo più tra l'altro, il piede, che fosse coerente col resto, perché il resto è una tipologia tipica degli stendardi processionali, delle confraternite, delle compagnie laicali, specie quelle dei laudesi e dei battuti bianchi, poi come si trovano tra Umbria e Marche e come il Bessarione secondo me poteva aver visto nel momento del suo soggiorno ad Ancona
nel 1464, quando va alla partenza, ahimè, si è naufragata, ecco, di Pio II, che poi muore ad Ancona senza dare avvio alla crociata. Ed è una tipologia proprio marchigiana, però per me è evidente che lui aveva in mente un confezionamento della stauroteca in funzione di un uso processionale e mobile, squisitamente mobile, alla bizantina, alla greca. Poi poteva, come dire, venire in uno con degli usi delle compagnie che ci sono attestati in maniera endemica proprio nelle Marche e in Umbria. Victor Schmidt aveva fatto un catalogo raccogliendo 50-60 quasi, mi sembra, di queste tavole tra 4 e 500 opistografe legate all'uso processionale. Ora sì, ecco, in questa più ravvicinata si poteva un po' confrontare la tensione appunto di Gentile e Bellini. Ho evocato quest'altro reliquiario spettacoloso, che è un prodotto invece parigino di Réffichérie Randboss, anno 1400, Pietro Barbo da Cardinale, se lo procura, lo stemma è ancora da Cardinale, e fa fare a Roma questo montaggio, che è un montaggio, come posso dire, stazionale, no? Non legato ad un uso processionale. Allora, le teche reliquiario hanno normalmente questo tipo di montaggio. Il montaggio processionale è una scelta forte che non può che non venire incontro a una sensibilità greca, insomma, del Bessarione stesso, che voleva proporre un oggetto squisitamente connotato in funzione di un uso mobile, di un uso processionale. E questi, andiamo proprio alle distinzioni, come dire, quasi ancestrali, antropologiche, di fondo tra le immagini sacre, no? Le icone che nella liturgia bizantina sono oggetti mobili, no? Che si tengono normalmente nascoste, si ostentano, si spostano. Poi sì, nascono le iconostasi come una forma di epifania che però nasce dalla transitorietà. Invece l'Occidente vede costituirsi l'idea della pala d'altare, che è una struttura amovibile, rigida, e l'uso delle compagnie laicali delle processioni è un po' l'eccezione. In realtà anche queste tavole a cui io vi facevo riferimento probabilmente venivano tenute nella sede delle confraternite e dentro un armadio e tirate fuori per la processione nelle feste e nelle occasioni. Allora, in ambito bizantino, i montaggi delle tavole normalmente, abbiamo una serie di raffigurazioni tarde ma indicative di questi cavalletti, no? Che danno l'idea della transitorietà, no? Sembra qualcosa che nell'occasione viene palesato. Qui tra l'altro vedete anche la grata, no? Al di là della quale viene issato questo trabiccolo, viene messo, ecco, questo è il famoso Salterio Hamilton di Berlino. Sono opere tarde di età paleologa e questa icona è particolarmente indicativa. Questa è un'icona russa del 400 e vedete l'uso sia processionale sia addirittura in difesa bellica, no? Della icona issata di nuovo tipicamente su queste aste, cavalletti triplici, quindi c'è una certa costanza in questa struttura. Invece la base romana della stauroteca si confronta perfettamente con l'uso centro-italiano e, ripeto, soprattutto umbro-marchigiano. Faccio vedere questo affresco modesto ma storicamente importantissimo. Siamo in Val Nerina, Vallo di Nera, chiesa di San Francesco, Battuti Bianchi, 1401, 2 anni dopo l'esplosione del fenomeno dei bianchi, delle grandi processioni dei Battuti Bianchi, e qua vedete tutti i battuti, cantanti, incappucciati, che portano in processione la tavola della Madonna con l'impugnatura e questa tipica base fogliata molto simile a quella della nostra stauroteca. A Venezia i pennelli, come si chiamavano, gli stendardi, erano in realtà tessili, insomma, erano oggetti di questo genere. Quindi credo, ecco, che la stauroteca del Bessarione avesse in sé un condensato di storia nel quale c'era anche il Bessarione romano.
c'era anche il Bessarrione romano, forse anche quello anconetano, quello marchigiano, tutta la sua vita in qualche modo, la sua vita da esule, la sua vita da profugo, e portava a Venezia un oggetto che non era probabilmente nello standard dei reliquiari veneziani, perché qui così vistosamente connotato per l'uso processionale, che vuol dire soprattutto una connotazione greca, ma filtrata attraverso degli usi e costumi che lui poteva aver conosciuto nelle sue peripezie in giro per l'Italia centrale, ma soprattutto da Roma, e io direi proprio come posquem il 64 di Ancona. Allora, vorrei parlare un pochino sia della croce sia delle pitture, pur non essendo un bizantinista. Perché allora la croce viene in questo modo, era considerata in genere un prodotto in realtà più tardo, intorno al 1400, grazie a questo studio di Peter Schreiner emerge un contesto 54-57, insomma alla metà del 300. Capolavoro vertiginoso anche di lavoro di filigrana, e con l'iscrizione e anche questa decorazione ad archetti che è molto interessante. Allora, questa è discussa soprattutto nel saggio, non già di Yannick Durand, che devo dire fa un inquadramento un po' più generale, da vecchio allievo di André Grabar, ma da Antje Bosselmann-Ruigby. E lei dà molta attenzione a questo motivo, facendo dei confronti, secondo me, non particolarmente illuminanti, con i motivi della tracery gotica dell'Île-de-France, quando invece qua è un motivo molto preciso. Che ha delle rassomiglianze, qua un po' generiche se volete, ma sempre più di queste, con Guariento e Jacopo Avanzi. Qua vedete Guariento a sinistra, la cappella della Reggia dei Carraresi, Jacopo Avanzi a Montefiore Conca in Romagna. Cioè siamo alla metà del secolo e poi invece verso il 1370. Però direi molto più puntuali i confronti direttamente con le incorniciature di Jacopo Avanzi quando lavora insieme con Altichiero nella cappella Lupi di Soragna al Santo, e siamo però verso il 77, quindi in realtà molto dopo. Allora, all'inizio si aveva fatto vedere la bellissima coppa di Emanuele Cantacuzzeno, quella di Vatopedi, che è testimonianza dell'oreficeria paleologa in questi suoi caratteri ibridi, no? C'è tutto il motivo a intreccio filigrana bizantino, ma questi draghetti, questi mostri obiettivamente occidentali. Anche in questo caso mettiamo proprio il dito nella interferenza, nella migrazione e circolazione di modelli tra Oriente e Occidente. Allora, in questi casi, come dire, noi conosciamo la punta di un iceberg e non ha tanto senso fissare, dare un avere univoco, perché io ho intercettato questi confronti, altri ne potranno trovare degli altri. Il punto interessante è cogliere un'interazione che c'è. Io tenderei a credere che a queste date, metà del 300, è il mondo paleologo che è ricettivo di motivi che sono estranei alla tradizione bizantina come questo e che sono un'ondata di ritorno, no? Mentre nell'età comnena e poi fino al 200 c'è tutta una potentissima, no, migrazione di motivi dall'Oriente verso l'Occidente, ma l'Occidente se ne appropria, li modula, li manipola, li sviluppa in mille modi. Qui abbiamo una ripercussione all'indietro. Questo vale in una chiave interpretazione generale dell'arte paleologa, la moltiplicazione degli scenari architettonici che completamente diversa dai canoni dell'arte occidentale, ma è chiaramente una reazione all'illusionismo architettonico trecentesco.
Quindi nel merito di questo rapporto non è che ne inferirei una ridiscussione della data alla metà del secolo, con tutto che qui l'affresco è di 20 anni successivo, ma ci mancano tanti altri tasselli, quindi ci può essere, come dire, un prototipo alfa a monte che può avere influenzato l'uno e l'altro. Allora, lasciamo l'oreficeria e 2 parole invece su queste pitture. Allora, sì, onestamente qui la qualità è un po' meno interessante, ma non di meno culturalmente e storicamente è un caso interessantissimo. Direi di una congiuntura probabilmente più tarda dell'arte paleologica. Ripeto, io non sono uno specialista, qui chi se ne occupa è la Nano Katzidakis. Onestamente mi sembra però che anche nelle analisi iconografiche che lei conduce ci sono degli spunti importanti, ma tante altre cose che io non ho trovato affrontate e che forse, ecco, sono delle iconografie un po' estranee a un bizantinista e che possono effettivamente migrare essere state recepite dall'Occidente a queste date molto tarde, a partire dal concetto generale di un Golgota, un Calvario con 7 storie, vedete, che partono dalla cattura e che finiscono con la deposizione, no? E quindi senza l'aspetto glorioso, esclusivamente l'aspetto della morte e passione di Cristo, cioè tutti quegli aspetti che l'Occidente tra 200 e 300 con la spiritualità degli ordini mendicanti aveva sviluppato e che quindi a questo punto si riverberano, si rilanciano anche nel mondo bizantino. Allora, nell'incorniciatura c'è questa che, allora, qui è stato notato che la lettura, vedete, procede cursoriamente da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, però poi in realtà in maniera bustrofedica nel secondo registro, perché abbiamo a destra la flagellazione e a sinistra l'andata al Calvario. La lettura è senz'altro corretta ed è anche corretto quello che la Katzidakis sostiene, che cioè è l'andata verso il Calvario e quindi se fosse stata a destra sarebbe stato un allontanamento dal Calvario e questo è la ratio che spiega questa lettura, in quel caso bustrofedica, perché poi comunque ridiscende effettivamente con la salita sulla croce, poi passa alla deposizione, l'ultima è il trasporto, il treno, il trasporto al sepolcro. Allora, è un'andata al Calvario che è diversa dal canone bizantino, dove normalmente c'è Simone il Cireneo che porta la croce, che qui per ragione anche di spazio, ecco, deve essere compendiata. Sottolineo anche il fatto che ha la clamide rossa, questo evidentemente è connesso col fatto che la stauroteca è anche reliquiario dei 2 frammenti del mantello purpureo del Cristo, perché questo visto non avviene sempre, ecco, nelle andate al Calvario. Ecco, questa è questa tavola di Tessalonica dove vediamo l'iconografia tipica bizantina col Cireneo, Simone il Cireneo che porta la croce, effettivamente il Cristo tenuto al laccio e trascinato, come vediamo bene anche in questa del Sinai. Sono tutte opere di età tarda e paleologa. Però ecco, vorrei attirare l'attenzione sul problema della scena seguente. Questa, ecco, onestamente nel saggio della Katzidakis non l'ho trovato spiegato e commentato. È un'iconografia che per gli occidentalisti invece è abbastanza familiare. Non ce ne sono tantissimi esempi, è un'iconografia di secondo 200 che ha qualche sopravvivenza trecentesca, la cosiddetta preparazione della croce o salita di Cristo sulla la croce, che in realtà è un'iconografia che avrebbe tutti i crismi per essere bizantina, tanto è, come posso dire, concettosa e astratta e non narrativa, non plausibile, cioè Cristo, e qui ve lo mostro, sale a Sant'Antonio in Polesine a Ferrara da solo sulla croce per essere inchiodato. Ora più tardi i fiamminghi introdurranno questa dell'inchiodamento a terra di tipo realistico e naturalistico. Ovviamente non si inchioda un condannato a morte sulla croce già eretta, no? E qual è il significato? È tutto simbolico, è la volontarietà
del sacrificio di Cristo, che sceglie lui di sacrificarsi per l'umanità, è il Dio che decide di immolarsi per salvare l'umanità, e quindi sale lui sulla croce. Intorno questi personaggi si agitano con i chiodi, e lì, ecco, quello che è interessante in basso è questa figura, vedete, con i 3 chiodi. Allora Kazidakis dice stanno incastrando la croce. È vero che nell'iconografia bizantina ci sono sempre questi ceppi di legno che bloccano la croce sul terreno, ma non è il caso, qua sono proprio i chiodi, vengono battuti i chiodi in vista dell'inchiavellamento. Anche nel lessico occidentale legato alle laudi, al mondo della lauda e dei laudesi poi, dei battuti dopo, è l'inchiavellamento e lo schiavellamento, no? I grandi temi, soprattutto lo schiavellamento, il compianto sul Cristo che viene schiavellato. Però ecco, vorrei trovare, su questo manca, mi sembra, ancora un approfondimento degli altri riscontri per questa scena molto particolare. Io conosco, ripeto, esempi anche di primo Trecento, Ferrara, questo è il maestro del coro Scrovegni a Pittsburgh, al Museo Frick di Pittsburgh, quindi un pittore giottesco padovano. Questo invece, vi ho detto, Sant'Antonio in Polesine, monastero benedettino femminile a Ferrara, attorno al 1320, oppure, ecco, andando indietro tra gli esempi più antichi, questa tavola stupenda di Clarissa, ecco, l'ambito è sempre quello degli ordini mendicanti e la spiritualità mendicante, che sta a Wellesley nel Massachusetts, ed è una tavola umbra, che aveva un tabernacolo a Dante fatto per le Clarisse. Ci sono i funerali di Santa Chiara e vedete la figuretta di Cristo che sale. Un prototipo che fu decisivo, che ha già questa iconografia, fu l'affresco del Maestro di San Francesco, 1260 circa, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi. Però, ripeto, per me è una ripercussione di un tema occidentale, ma un po' sorpreso che la Kazidakis non la sappia leggere, non la conosca, ecco, non la interpreti correttamente. Questo trittico, ecco, è straordinario, è poco ortodosso nella tradizione bizantina, che batte in genere sull'epitaffios, no? Sul trenos, il pianto sul Cristo morto. Lì tra l'altro c'è un aspetto anche epigrafico, mi perdoneranno i bizantinisti se forse dico delle bestialità. Ho visto, ecco, c'è un saggio di taglio paleografico. Allora, nelle iscrizioni che sono riportate nella deposizione di Cristo c'è appunto apocatelosis. Apocatelosis è la deposizione. Poi c'è scritto o epitafelosis, che è un barbarismo folle, perché con la desinenza sis è femminile e l'articolo invece lì è inequivocabilmente maschile. Allora si dice, è un errore, come dire, sodimem mem, ha messo la stessa desinenza, apocatelosis e epitafelosis. Certo è grossa, ecco, perché questo sostantivo epitafelosis apparentemente, ho capito, non esiste. Doveva essere o epitafios, no? O epitafios è il trenos, il pianto sul corpo morto di Cristo. Però io lancio questa provocazione forse folle, per carità, ma epitafelosis vuol dire schiodamento. Boh. Non sarà una crasi bizzarra tra epitafios e epitafelosis? Chiedo, ecco, se non mette insieme, perché questo è il Cristo schiavellato, che è il tema che poi viene presentato. Allora, per quanto riguarda la tavola principale, il confronto che era già stato fatto e che è perfetto è quello con l'icona di Patmos, che è un'opera più prestigiosa, paleologa, ancora di pieno Trecento. Però qui anche c'è un ragionamento, secondo me, che va fatto. Cioè, nella nostra tavola della Stauroteca abbiamo i dolenti, le piedonne, la Vergine a sinistra e il San Giovanni. Il San Giovanni si sovrappone al gruppo del Longino e degli altri soldati. Quella sovrapposizione è incongrua, chiaramente, perché va a coprire malamente il gesto fondamentale di sorpresa del centurione che si converte nel momento del trapasso di Cristo. Nella tavola di Patmos
diciamo, era integra, era salva questa composizione. Allora è tipico di questi momenti tardi, come dire, il pasticcio, il montaggio, non sempre felicissimo. Anche Patmos è chiaramente un montaggio, perché il San Giovanni, che è identico, vedete, ha la posa del San Giovanni dolente che sta normalmente da solo, se c'è la Vergine a sinistra e San Giovanni a destra, e stop. Questo, come dire, rifrullare, montare in una composizione narrativa, perché anche i paleologi dovevano competere con la narratività occidentale, e lo fanno con le cose che hanno in casa, con gli ingredienti che hanno in casa. E lo fanno a Patmos con un esito che trovo stupendo, perché c'è la giustaposizione che è di sagoma, di montaggi, che però vede il tema del confronto tra San Giovanni e la Vergine, che tra l'altro in Occidente è fortissimo fin dal XII secolo, l'affidamento, le parole di Giovanni dalla croce, madre ecco tuo figlio, e a Giovanni ecco tua madre, e la potenzialità patetica che sprigiona da questa giustaposizione, che però è una giustaposizione di motivi che nascono per un'altra funzione, che vengono montati in questa maniera. Il nostro pittore riprende la stessa figura, la rimette dalla parte canonica a destra, ma la sovrappone al gruppo del centurione e dei soldati, creando un po' di confusione obiettivamente, e questo è indicativo, ecco, del modo. Chiudo con un'osservazione che entra un po' nel vivo, ecco, di questo mondo paleologo che obiettivamente è un mondo che sta declinando anche vertiginosamente e che nel corso del Trecento recepisce dall'Occidente dei motivi. E lì io lamento il fatto che i bizantinisti dovrebbero frequentare di più l'arte occidentale, l'arte italiana, e probabilmente ricaverebbero degli spunti di ricerca straordinari. Per esempio, un tema che io trovo ancora non indagato e molto importante è quello che in un suo eco, anche un po' pallido, è presente qua, il pianto degli angeli. Gli angeli che vedete con la mano ravvolta nel panneggio, con tema antichissimo, la San Bevaralà lo chiamava siriaco perché c'è nell'Evangeliario di Rabula, quello del 586, ma era un gesto di rispetto, no? Gli angeli hanno le mani avvolte nel drappo, protese in avanti, in segno di venerazione. Diventa tra 200 e 300, ma diventa in Occidente nel 200, un gesto invece patetico, no? Cioè soffocano il singhiozzo, si asciugano le lacrime o si coprono il volto addirittura. Ecco, qui non è fortissima, ma risente di questo. È una gestualità che esplode al suo massimo, al diapason, con Cimabue d'Assisi. Questo pianto degli angeli, si coprono il volto. Non ho messo, ecco, il dossier completo perché per tutto c'è un precedente in ambito bizantino. C'è questo famoso Salterio Theodore del British Library, che è 1063-1066, dove è già presente questo motivo, che però bizzarramente non ha seguito nell'arte bizantina, tardocomnena e avanti. Non ha seguito addirittura in tutti i Balcani, Serbia, Macedonia, almeno dalle ricognizioni che ho fatto io, comincia a comparire dall'inizio del Trecento. E quindi è chiaramente una ripercussione. In Occidente, oltre a Cimabue, c'era già, e Cimabue non lo inventa, lo mutua dalla circolazione vertiginosa di cultura tra l'Umbria e il Regno latino. Da cui dipende anche Salerno di Coppo, San Domenico a Pistoia, che qua vedete, che ci ha attestato dalle miniature della Cilicia armena o dalle consanguigne icone del Sinai intorno al 1270, come questa famosissima, o quest'altra opistografa bilaterale con questi gesti violenti che erano ignoti all'arte bizantina precedente. Ecco, a Deciani, ad esempio, lo troviamo qui abbastanza tardi, 1340 circa. A Mistra, nella Peribleptos, questi angeli disperati che si coprono il volto. E ancora un pallido eco è nella Stauroteca del Cardinal Niceno. Grazie. No, siamo noi che ringraziamo di questa lezione magistrale e se avessimo saputo 5 anni fa di una sua
della sua esperienza anche nel campo della pittura bizantina, certamente le avremmo invitato e poi potremmo trovare questa sua conferenza di allora adesso nel volume di cui parla. Ieri sera c'era nella Sala Sansovino della Biblioteca Marciana, ci ha accennato parecchie volte oggi, l'apertura dell'anno Bessarioneo. È davvero una combinazione, non una combinazione, è un caso fortunatissimo che il giorno dopo avrà luogo qui in questa sala la presentazione di un altro grande regalo del cardinale Bessarione alla Serenissima, alla città di Venezia, quella della Stauroteca. Nei manoscritti bizantini e già nei papiri, dopo il titolo dei teatri, trami antichi, c'era un registro persone dramatis. E naturalmente questo libro dipende non di istituzione ma anche dell'impegno di tante persone, e l'abbiamo ringraziato a tutti quanti nella prefazione del volume, però vorrei menzionare in questa sede l'uno e altro chi ci hanno aiutati, non soltanto aiutati, ma chi ci hanno dato un sostegno continuo nei lavori, perché sono qui presenti. E naturalmente in prima linea Valeria Poletto, che è stato sempre a disposizione quando c'erano domande anche di carattere amministrativo, di carattere organizzativo. Però un grande sostegno per il lavoro scientifico in una materia di cui io non sono specialista, la storia dell'arte, l'ho già sottolineato, mi è stato sin dall'inizio Olga Klein, con cui avevamo una volta l'idea di scrivere insieme, 2 persone solo, un volume sulla Stauroteca. Sarebbe diventato un disastro, lo posso giurare, dopo aver avuto in mano questo volume di cui parliamo oggi. Ma un gran motore dei nostri iniziative è certamente stato, e sono molto contento che è oggi qui tra noi, Matteo Ceriana, da quando è diventato direttore delle gallerie dell'Accademia, ma anche altre istituzioni devo menzionare particolarmente perché ci stavano sempre vicini, e l'Istituto Ellenico, rappresentato oggi nella persona del suo direttore Giorgio Georgios Bloumidis. Non vorrei dimenticare, posso dire, il mio centro, il centro tedesco di studi veneziani, rappresentato oggi da, nonostante tantissimi altri impegni, di Marita Lieberman e di si è dovuto andarsene un po' prima, e di Petra Schäfer. Un'altra persona avrei voluto volentieri tra noi, oggi anche lei, anche che non poteva venire per altri impegni, è la presidente della Fondazione Henkel, Angela Kühnen, che si è occupato personalmente sempre dei
vantaggi dei problemi, quando c'erano problemi di carattere finanziario non ha mai ci ha sempre aiutato senza problemi amministrativi che esistono anche per una grande fondazione. E finalmente il presidente, oggi il presidente dell'Istituto Veneto, Gerardo Ortali, che ci ha salutato all'inizio, che si è interessato per tutto il periodo. Io gli ho parlato subito dopo la scoperta di questo problema in 2002, che dobbiamo fare qualcosa, che dobbiamo iniziare una ricerca sulla stauroteca, e lui dall'inizio fino alla fine ci dava un mano, ci dava un sostegno e ci dava anche soldi. Con queste parole è terminata la presentazione di questo libro. Siamo alla fine dei lavori su questo libro, però non stiamo alla fine dei studi sulla stauroteca, ma questo libro, mi auguro, sarà la base di nuove ricerche che forse fra altri decenni danno la possibilità della rappresentazione di un altro volume, studi nuovi sulla stauroteca. La ringrazio per la vostra presenza.